La pedemontana e le scolinis dal Friuli sono un'evore conosciuti per le loro produzioni di vins e di roba di mangiare. E allora, non avete detto che si può stare di buon in un agriturismo a Vendoi? Rabbiassi, no covente rabbiassi, passo un'eredità la sappiardi, no covente rabbiassi, rabbiassi, no covente rabbiassi, passo un'eredità la sappiardi. Quali celei o produci che dal vostro contesto, dal vostro agriturismo? Beh, sicuramente non produciamo tutte le chiare che osserviamo e i vegetali dal camp fino alla cantina, tutto il giro lo fa completamente con prodotti di alta qualità, insomma, gestiti da principio a fine. In particolar modo, vogliamo alimentare le bestie con la farina di polente, la stessa blave che mangiamo noi o tiriamo su i purcis e abbiamo una qualità, una vora importante sulla chiara in partenza e poi le ha da ora al benefici che la geograficamente che questo ambiente anche. Se no tu arrivi a mangiare. L'hierarchia è costante per tutto l'anno, ogni binore si sviluppa uno scambio che va dal mare verso il monte e si scambia che l'aria che permette di suare il grasso dal prosciutto in particolare e poi via via di tutti i prodotti che vengono elaborati, quindi ho la possibilità di fare uno speck particolare, un ticchino più grasso perché tendenzialmente il purcit furlan viene cresciuto, un'evora in più viene portata ad esempio anche un'evora in più chilos, allora ho una bestia più grasse, più morbide e più dolce, dante le qualità che ho gustato, spero. Alciate le latte vigne e le gialine, sa mangiare. Voi avete potuto gustare un'evore di robe buonis e non vi spartate dal formai alla fettata. Poi contarnos un po' in che modo che non sa portare la roba e c'è che non sa portare. Allora ho importato una scuetta di Tresesin, dell'atteria di Tresesin, che era aromatizzata, e tre tipi di aromatizzazione differenti per la scuetta. Poi ho cercato il salampe, il sotgol e lo speck che ho fatto in chi e i formati sempre delle zone le AS al territorio. Per ultimo ho vinto il Vuardi di nostra produzione e ultimissimo era il dolce sempre fatto con la blave dell'azienda. Insomma. Che tipo di blave do preso? Allora, chi aveva coltivato una blave che viene denominata vitrea, una blave adatta alla macinazione parve polente di gran qualità, simile a che si dopra in tutta l'arco alpino. Tradizionalmente sempre state coltivate in queste zone qui. Ogni tanto la mescolin con la blave più scura in cimo che viene da chiarni. Fate anche servizi di ospitalità, qual è la int che vengi più spesso? Allora, sicuramente più spesso vengo di madrelingua tedesche, quindi sono austriaci o tedeschi, ma è veramente è stato chiamato un par di volte l'ombelico del mondo perché è arrivata in che ha chiamato neozelandesi, australiani, argentini. Specialmente grazie all'immigrazione che ho avuto negli anni passati dai Furlan e come tornano in Daur da tutto il mondo per via di lattiare, no? E che chi è un disegno al centro della regione, quindi da chi è anche possibile, non è facile raggiungere qualsiasi posto di confine la così, insomma. E che sale tutto?
Parvue, disingrazia ai giovani di Bike di Glemone e a Carli di Vendoi. E us din appuntamento alla prossima puntata. Mandi da Bande di Christian E mandi di Francesca!